è la forma di un desiderio profondamente umano, quello di vivere insieme volentieri e non perché costretti, sperimentando la comunità come luogo della libertà in cui tutti sono rispettati, tutti sono custoditi, tutti sono protagonisti, tutti sono impegnati in favore degli altri, fratelli tutti, diremmo oggi con Papa Francesco. Questa è la democrazia seguendo il credo cristiano. A ricordarlo oggi ai laici della Chiesa in questo paese, in quello che si potrebbe anche definire un manifesto politico, ma soprattutto un messaggio alla politica. Per il bene di tutti, questo è uno degli obiettivi dell'Azione Cattolica che dal 1868 rappresenta i cittadini che inseriscono i valori della Chiesa nella vita comune. E non è un caso se il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia militato agli inizi degli anni 60 nei giovani dell'Azione Cattolica, così come Giulio Andreotti, Amintore Fanfani, ma anche Gino Bartali e Giovanni Falcone. Oggi Treviso è tra le sezioni di tutta Italia la più numerosa. Ancora una bella associazione vivace, viva, ecco, di quelle che la presenza in sala di più di 350 persone, dei quali un 200 e 300 circa responsabili e delegati delle associazioni parrocchiali lo conferma. Forti le motivazioni che ancora oggi muovono soprattutto i giovani sul solco della dottrina sociale della Chiesa, che non ha mai chiuso le porte anche alla formazione politica. In un mondo oggi dove la conoscenza di sé non è scontata, è un mondo dove ti porta a stare in superficie, l'Azione Cattolica rimane un luogo dove poter andare in profondità. Può unire appunto tutte le generazioni e permette di fare dei percorsi formativi ma anche di scambio intergenerazionale. Perché un ragazzo di 25 anni dovrebbe far parte dell'Azione Cattolica? Perché ci dà occasioni, luoghi e momenti di formarci e crescere insieme ad adulti e ragazzi più giovani di noi che ci danno una visione completa del mondo che ci circonda.